Lo schianto terribile, le urla di chi ha assistito al drammatico incidente, poi il silenzio di una disperazione senza fine. A terra i segni indelebili della tragedia. La Vespa appoggiata su un fianco a bordo strada, Kevin Gentilin, 15 anni, a pochi metri, senza vita. L'ennesimo incidente mortale, l'ennesimo studente travolto ed ucciso mentre sta andando a scuola. Solo nel Padovano 3 giovani vittime spezzate da inizio anno scolastico. Una dinamica ancora al vaglio della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane stesse superando una colonna di mezzi quando, all'altezza della rotonda con via delle Industrie, l'auto, una Fiat Bravo condotta da un 43enne che viaggiava in direzione Vedelago, ha svoltato nel parcheggio di una fabbrica. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al quindicenne sbalzato dalle 2 ruote. È stata una cosa drammatica nel vedere un bambino, diciamo, un bambino, perché a 15 anni sei ancora un bambino, morto in mezzo alla strada. È stata una cosa pesante perché non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Purtroppo oggi è capitato. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi, l'ambulanza, l'automedica, ma per il quindicenne non c'era più nulla da fare. Sulla strada paralizzata dal traffico è calato il gelo di uno strazio impossibile anche solo da immaginare. I genitori di familiari conosciuti in paese per la loro impresa edile si sono precipitati sul luogo della tragedia. Le passioni di Kevin erano la Vespa ed il ballo, ci racconta con gli occhi lucidi nascosti dagli occhiali lo zio del quindicenne. Lui andava a ballare col nonno tante volte. Questa era la passione. E la Vespa? E la Vespa, sì, la Vespa. Ma era un bambino con la testa a posto, non correva, io non l'ho mai visto fare robe strane. Cioè, qui si vede esattamente che questa macchina che ha girato non l'ha visto e lui l'ha preso in pieno. Il ricordo dello zio, Kevin era umile ed andava d'accordo con tutti. Col nonno aveva un attaccamento che era morboso perché pensa che lui aveva 14-15 anni, mio fratello va anche a ballare e se lo portava a ballare, a lavorare. Questo bambino era proprio, hai presente il bambino che tutti vorremmo? Ecco, questo era Kevin. Sarà la procura ora a decidere, ma l'automobilista con ogni probabilità sarà indagato per omicidio stradale.